8 ore di sciopero generale nei supermercati, proprio alla vigilia della Pasqua. È l'ennesima rottura al tavolo di trattativa con Federdistribuzione per il mancato adeguamento dei contratti di lavoro. Questo ha spinto le varie organizzazioni sindacali a proclamare lo sciopero generale a supporto dei circa 200.000 lavoratori che in Italia operano nella grande distribuzione. Raduneremo questi lavoratori poveri che non gli è stato rinnovato il contratto, visto che la Federdistribuzione ha deciso che per i loro dipendenti non ci sarà un contratto, dove sulla trattativa che è stata fatta hanno chiesto solo e soltanto più flessibilità. I lavoratori attendono il rinnovo del contratto da oltre 4 anni, ma la trattativa è saltata di fronte alle pretese di Federdistribuzione, che secondo i sindacati comporterebbero ulteriore precarietà e dequalificazione per dipendenti e collaboratori. Federdistribuzione chiede ancora più precarietà, chiede ancora abbassamento di livelli, abbassamento del riconoscimento della professionalità, chiede sempre meno diritti per le lavoratrici e i lavoratori. E ciò che non riconosce è invece il loro grande impegno, il grande sacrificio fatto anche durante la pandemia, che ha fruttato loro fatturati veramente importanti, continuano a lavorare e a guadagnare, e alle lavoratrici e ai lavoratori non vogliono riconoscere nulla, né aumenti salariali né dignità. Siamo nel 2024, viene ancora chiesto di modificare in peggio la parte normativa, vedi flessibilità, vedi precarizzazione, per poter adeguare il salario dei lavoratori. Il salario dei lavoratori va adeguato a prescindere di qualsiasi altra considerazione che si possa fare in ambito contrattuale. I lavoratori hanno questa necessità. Non è dignitoso che ad oggi abbiano un salario fermo al 2019.